Una notizia imperdibile direttamente da Sky Sport. Il Napoli lavora alacremente sul mercato dei trasferimenti, pensando già ai possibili rinforzi dopo l'imminente accordo di Kvicha Kvaratskhelia con il PSG. Prima di entrare nel dettaglio dei possibili arrivi, godetevi questo video e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento dal mondo del calcio. Il Napoli, guidato da Giovanni Manna, sta già programmando il futuro e analizzando come utilizzare i fondi ottenuti dalla probabile cessione di Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza starebbe valutando grandi nomi per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tra i più quotati c'è Federico Chiesa, che potrebbe arrivare in prestito. L'idea sarebbe quella di sfruttare l'esperienza del giocatore al Liverpool e integrarlo nel sistema napoletano. La priorità del club sembra però essere il centrocampo. L'obiettivo principale è Davide Frattesi, attualmente all'Inter. Manna sarebbe disposto a fare un altro tentativo per il centrocampista, che è molto ammirato da Conte. Tuttavia, la trattativa presenta notevoli ostacoli, in quanto l'Inter non sarebbe disposta a rinforzare una diretta rivale nella lotta per il titolo. Un altro nome citato è quello di Lorenzo Pellegrini, ma la sua situazione rimane indefinita dopo il gol nel derby romano. Nonostante ciò, il Napoli lo tiene d'occhio, monitorando i possibili progressi che potrebbero consentire la ripresa della trattativa con la Roma. Nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe intensificarsi e si attendono novità. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questo possibile rinnovamento? Federico Chiesa sarebbe un buon acquisto? E Davide Frattesi vale l'investimento? Commentate qui sotto e restate sintonizzati sul canale per seguire tutto ciò che riguarda questo elettrizzante movimento di mercato.